militare. Allora, eccoci qua, adesso parliamo di questo paese dalle tantissime divise, abbiamo il primato in Europa di queste 5 forze dell'ordine a carattere nazionale, sono la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, il corpo forestale dello Stato e la polizia penitenziaria, ma poi dopo abbiamo da aggiungere anche la capitaneria di porto, vigili del fuoco e poi la polizia municipale e la polizia provinciale. Vedo che dalla regia hanno già proposto i numeri delle nostre forze di sicurezza. I carabinieri sono 105.000, la polizia di Stato 95.000, la guardia di finanza 60.000, il corpo forestale 8.000, la polizia penitenziaria 38.000, la guardia costiera sono 11.000 uomini e poi la polizia municipale 60.000, i vigili del fuoco 31.000 e andiamo attorno alle 300.000 unità. Adesso, alla luce di questo c'è anche una spesa che è superiore ai 20 miliardi di euro. Malgrado questo, noi abbiamo titolato questa seconda parte "Troppe divise, poca sicurezza". Perché? Perché pur avendo così tanti uomini in campo, poi alla fine i risultati purtroppo non si vedono. E questo perché? Perché tanti corpi, tante competenze, a volte ci sono anche delle sovrapposizioni e questo ovviamente porta anche magari a a una scarsa o poca organizzazione forse, no? O comunque una situazione così, come dire, poco performante, così utilizziamo questo termine. Da questa situazione chiaramente, come dicevo in apertura, si vuole fare da tempo questa riforma delle forze dell'ordine, questo riordino delle forze dell'ordine, lo richiede anche la spending review, però fino ad oggi nulla è stato ancora fatto, si sta iniziando adesso, però le forze di polizia proprio in questo momento in cui si vive questa transizione anche continuate a soffrire per quanto riguarda gli organici, l'attrezzatura, piuttosto che molto spesso sentiamo le auto della polizia non hanno i soldi per la benzina. Fanelli, qua di carne al fuoco ce n'è tanta. Mamma mia. Allora iniziamo, voi siete favorevoli a una riforma delle forze di polizia, delle forze dell'ordine? Sì, assolutamente sì. Ma guarda, mi permetto solo di fare delle correzioni nella tua premessa, perché non è tanto il fatto che lo vogliamo noi, ce lo sta imponendo l'Europa, questo forse ce lo siamo dimenticati. È l'Europa che ha fatto fare le riforme della gendarmeria e della polizia nazionale in Francia, o dei carabinieros o della polizia civile in Spagna. Non è che l'hanno determinate i singoli stati, è stata un'imposizione ed è ancora tuttora un'imposizione dell'Europa, e noi adesso siamo stati anche messi in mora rispetto all'Europa perché non abbiamo adeguato alcune... Sì, ma perché addirittura c'era un precetto perché è partito nel 2004 con la quale si prevedeva che non si potevano svolgere le funzioni di polizia giudiziaria con organi militari. Quindi noi abbiamo due grandi istituzioni che sono i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che sono due polizie a ordinamento militare. Detto questo, è quello che ci incombe dall'Europa. Per quanto concerne gli aspetti della spending review, si vorrebbe che il buon padre di famiglia, quando le situazioni si mettono male all'interno della casa, si incomincia a fare un attimo i conti. E allora 5 polizie, oggi come oggi, che poi ha visto non sono solo 5 polizie, ci sono tante altre, un'altra popolazione in divisa, deve essere un attimino riorganizzato e anche e soprattutto togliere le sovrapposizioni, che sono cose fondamentali. Oggi invece abbiamo i governi, quello presente e quelli passati, che hanno fatto tutta una logica, una politica completamente in senso contrario. Praticamente hanno semplicemente tagliato indiscriminatamente qualsiasi ramo, qualsiasi branca di bilancio del comparto sicurezza. E questo ha determinato che cosa? Una ulteriore disfunzionalità, divisi
e anche oltretutto portati a una cura dimagrante tale che non ci sta impedendo di fare egregiamente il nostro lavoro. Per quanto concerne gli aspetti dei risultati, comunque ti conforto, Tullio, che noi come Polizia di Stato e comparto sicurezza i risultati li stiamo dando ugualmente, tant'è vero che è all'ordine... Il mio titolo era provocatorio, perché... è all'ordine del giorno che ci sono le voi... carceri talmente piene, perché evidentemente il nostro lavoro lo facciamo egregiamente e siamo così talmente bravi che le riempiamo, quindi dopo si deve correre ai ripari, no? Invece di costruirne altre o di assumere o comunque fare questa benedetta riforma delle forze di polizia, si pensa bene di fare questi decreti svuotacarceri mandandoli fuori. E non solo c'è stato il decreto svuotacarceri, ci sono stati ulteriori alleggerimenti dal punto di vista procedimentale. Oggi come oggi il cittadino, il delinquente, il pregiudicato non deve andare in carcere. Questa è la filosofia, perché il carcere è un costo abbastanza esoso, anzi molto esoso rispetto alla collettività, certo. E allora sono intervenute delle ulteriori formule alternative alla carcerazione, la famosa arresto domiciliare, l'obbligo della firma, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il braccialetto, grande porcata, milioni di euro buttati all'aria, per dopo che cosa? Scoprire che è vero che non ci sono le carceri, ma adesso non abbiamo neanche più il personale delle divisioni anticrimini. La divisione anticrimini in capo alla questura è l'ufficio madre competente a gestire queste formule di detenzione domiciliare, no? Carcerazione domiciliare. E quindi cosa succede? Tanta gente nelle case, pochissima gente negli uffici. Sempre questo delle logiche astruse e strambalate che stanno alla base dei tagli indiscriminati. Detto questo, c'è un fattore ancora più grave e lo sai che mi sta a cuore che lo denunci ai cittadini e alle cittadine che ci stanno ascoltando. La nuova riforma del riordino degli uffici periferici. Io veramente nasce da un famoso prefetto, Giuffre, che probabilmente in tempi d'oro, quando ancora la polizia non era 95.000 persone ma era forse sui 120.000, i carabinieri erano sui 145.000, c'era da poter, ecco, aveva voluto rimodulare, no? Nel tentativo di che cosa? Chiudere dei presidi importantissimi sul territorio, presidi di polizia e presidi di sicurezza. Oggi, con lo scenario che abbiamo visto, con i fatti inquietanti, incresciosi che sono stati in Francia, in Belgio, no? Dove qua non è più un sentimento, una sensazione, qua il problema sicurezza da una percezione è diventato un problema reale, un problema concreto. Qua siamo andati, perché quando ci sono i morti ci sono le stragi, non è più una percezione del cittadino. Ecco, senta Fanelli, scusami se ti prendo la parola, però sicuramente qualcuno dei telespettatori a casa si domanda se fosse successo quello che è successo a Parigi, fosse successo tra virgolette a Padova, non lo so, faccio per dire, o a Venezia, saremmo stati in grado di reagire così come ha reagito la Francia? Allora, no, come siamo organizzati? Su questo posso garantirlo, ma lo posso dire con serenità d'animo, il tempismo ci sarebbe stato. E guarda, io mi ricordo ancora della brillantissima operazione condotta dalla Digos di Padova, le neocostituite Brigate Rosse, che vennero tutte arrestate senza che loro senza colpo ferire. Quella lì ti dimostra il grande livello investigativo che noi abbiamo, e quando noi abbiamo a che fare anche con le polizie europee in termini di criminalità, noi purtroppo siamo bravi, siamo eccellenti sia nel bene che nel male. Là dove in un paese c'è la migliore, la più grande mafia del mondo, esistono anche organi di antimafia che sono straordinari, questo non bisogna dimenticare. Gli altri paesi europei rimangono attoniti, basiti quando vedono come lavoriamo, le capacità investigative, le capacità operative che mettiamo in
in campo, rimangono sbalorditi sia nell'ambito della DIA, dei Carabinieri, la Finanza e via dicendo. Questo però ovviamente cosa ti volevo dire? Tornando al discorso dei presidi, e questo i telespettatori lo devono sapere. Oggi vogliono chiudere polizie ferroviarie, polizie postali, polizie stradali e squadre nautiche. Ora, io penso che anche come dire, quello che non mastica tutti i giorni di sicurezza si pone un interrogativo. Allora, oggi viviamo di fronte a fenomeni di criminalità che sono anche internazionali. Il primo mezzo di comunicazione dei criminali, anche terroristi, è il web. Anzi, adesso abbiamo la rete, e la rete è quella occulta, deep web. Noi poi abbiamo visto che con il trattato di Schengen la motilità, no? il movimento all'interno dell'Europa avviene senza nessun tipo di problema, perché non ci sono più frontiere interne, quindi si viaggia in treno, si viaggia in autostrada, e che cosa vanno a chiudere? Vanno a chiudere presidi della polizia stradale, presidi della polizia ferroviaria. Ma poi c'è un'altra caratteristica: il nostro paese per antonomasia in Europa è quella che ha forse il confine più grande in termini costiere, quindi 7.000 chilometri di costa che dovrebbero essere costantemente pattugliate. Che cosa va a fare questo governo, questo esecutivo? Va a chiudere le squadre nautiche. Ora io mi chiedo, c'è bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio per queste persone, perché forse non hanno capito come funziona la sicurezza in Italia, laddove invece si doveva fare tutta un'attività di rinforzo, di specializzazione, di caratterizzazione dell'attività investigativa, come quella postale, come quella stradale, come quella ferroviaria, che sono i punti nevralgici del nostro paese, sono le arterie, le vene, il circuito vitale del nostro paese. Si vanno a chiudere, però si tengono in piedi uffici di cui dovremmo discuterne a lungo, allora dove la loro inutilità veramente si sarebbe da perdere ore e ore di discussione, di conversazione, ha capito? Uffici, ma anche all'interno del comparto sicurezza, per esempio anche i vari tipi di doppioni. Ora la Guardia di Finanza, che ha una caratteristica precipua di polizia tributaria, anche lei ha ancora in piedi il GICO. I carabinieri hanno ancora in piedi il ROS, però nella famosa riforma noi fummo i primi a essere chiuse le criminal poll per costituire le DIE. Allora il patto che era nato anche dall'esperienza dei grandi magistrati di Borsellino, Falcone, che avevano fatto capire che le logiche antimafia erano quelle della task force, dell'unione, della interazione, lo scambio simultaneo delle operazioni riservate investigative. Questa era la cosa. Hanno chiuso la criminal poll, che era un fiore all'occhiello della Polizia di Stato, dovevano chiudere il ROS, dovevano chiudere il GICO, non l'hanno fatto. È rimasto tutto invariato. Ecco, queste sono le cose su cui noi potremmo discutere. Queste sono le cose su cui noi dovremmo discutere. Ecco dove ci sono i tagli. E poi dopo potremo auspicare, il sogno ancora più bello, di creare 2 forze di polizia. Ovviamente anche lì temo pianco con i progetti, discutiamo le modalità, troviamo un obiettivo, ma troviamo anche le modalità per arrivare a queste 2 polizie. Fausto, bravo. Grande enfasi, un fiume in piena, un torrente in piena, professor Casen. Si capisce che il meccanismo soffre. Io purtroppo non sono un profondo conoscitore di tutte queste cose, perché credo che pochi siano in grado di spiegare la complessità di una decina di transnazionali e locali. Per esempio come si dice, la forestale, c'è la forestale nazionale, ma poi sono tutte le forestali locali. L'ente parco Colli Ugani ha la sua forestale. No, non parliamo di Sicilia, che sembra che sia la foresta dell'Amazzonia, perché ci sono tante di quelle forestali. Poi ci sono le forestali delle aree pedemontane. Si sente tutto. Avete i microfoni aperti. Prego. Le aree pedemontane, ma in Sardegna le aree pedemontane sono sulla spiaggia, no? E quindi anche lì c'è la forestale, dove foreste non sono, c'è solo roccia. Ma allora
il problema grosso nasce da noi ci tiriamo dietro purtroppo una storia che è difficile. Quando fu fatta l'unità d'Italia, siccome i nostri politici che hanno fatto l'unità non si fidavano di fare un'unica arma, perché l'instabilità dell'unità d'Italia si è rafforzata solo dopo la prima guerra mondiale e solo dopo il fascismo, durante il fascismo, si è creata questa idea, se no era di una instabilità unica. Ricordiamo che l'assassinio del re 1900, no, di Umberto I, è stato fatto da un rivoluzionario, da un anarchico, che era stato assoldato in America, è venuto dagli Stati Uniti, è venuto in Italia al soldo di Maria Sofia, che era la moglie di Francesco II, e ha pagato lei il viaggio e l'ha finanziato, ed è andato il famoso Bresci, che poi fece l'attentato. A quell'epoca non c'era stabilità in Italia, quindi la forza di fare tante unità staccate tra di loro, che si controllassero, io parlo di tempi passati, storici, che si controllassero tra di loro, era necessario, o era nell'immaginario, necessario per controllare il paese. Poi naturalmente addirittura il fascismo fece delle forze di polizia a parte, delle entità a parte, per controllare politicamente gli altri partiti e per controllare il territorio. Poi alla fine cosa è successo? C'è rimasta questa eredità che adesso non ci vuole una forza smisurata, è stata poi enfatizzata, è stata per tutta una serie di motivi, per esempio per ragioni economiche, per ragioni politiche, per ragioni elettive. Cioè io arruolo tante persone così sono elettori della democrazia cristiana, perché allora un carabiniere, se aveva un parente iscritto al Partito Comunista, non sarebbe mai, cioè uno che avesse voluto andare a fare il carabiniere, che avesse un parente prossimo iscritto al Partito Comunista, non sarebbe mai diventato carabiniere, no. E questa era la situazione che ci siamo portati dietro fino a un ventennio fa. Adesso le cose sono cambiate, ci siamo trovati questa eredità, bisogna avere la forza di cambiarla, perché non possiamo avere 5 armi che fanno le stesse cose. Allora, la forestale ha quasi gli stessi poteri, credo, dei carabinieri. Io ho avuto modo in Sardegna di confrontarmi con una signora che era capo del dipartimento lì della forestale, armi in pugno, è arrivata perché c'era un container che è stato spostato in una zona e quindi cioè, armi in pugno, perché lei, ed era vero, poi mi hanno detto sì è vero, aveva facoltà di fermare, può fare quello che fanno i carabinieri, cioè dare le multe, può bloccare, può sequestrare, può dissequestrare, ha un potere fantastico. La forestale, noi pensiamo che corre dietro ai cervi piuttosto che agli alberi, controlla che se le cose vengono. No, ha grandi poteri, ma tutte queste armi hanno grandi poteri. Tutte possono fare la polizia stradale, possono fare anche la polizia penitenziaria, polizia di frontiera, sono totipotenti, per questo sono nate in contrapposizione l'una dall'altra, perché se uno fosse venuta meno l'altra poteva supplire. Oggi ci troviamo in una disincarnazione totale perché c'è una sovrapposizione di poteri e allora bisogna semplificare. Come fanno? Ma la semplificazione nasce da un concetto di civiltà, di partecipazione, di cultura. Bisogna che nelle scuole noi insegniamo ai nostri figli cos'è, come si faceva una volta, cos'è il vivere civile, il comportamento. E quando arrivano adesso, poi si trovano di fronte a un fenomeno, uno tsunami di immigrazione, bisogna spiegare a questa gente che noi volentieri li accogliamo, ma ci sono dei patti. Perché non può essere il cittadino italiano obbligato a qualsiasi cosa perché deve avere un certificato, deve avere un riconoscimento, un passaporto, perché deve avere la patente, viene fermato un extracomunitario senza patente, non frega niente a nessuno perché tanto non lo becchi mai più, o se lo becchi se ne frega e va avanti così. E quindi ci troviamo in una situazione di degrado totale e con le forze dell'ordine che si sovrappongono, come diceva prima, e si intralciano, perché non possiamo avere 10 o 5 indagini sullo stesso pentito di mafia o mafioso.
perché poi alla fine uno succede che disturba quell'altro e tutto il resto quello che... Allora, e chiaramente questo ci vuole una decisione super partes. Certo. Ma la decisione super partes, non so come si chiama Renzi, Marco Cacco, quello che sarà, no? Bisogna che la prenda, ma non che aspetti 18 mesi, domani mattina, e non si deve confrontare con le singole esigenze delle singole armi, no? Delle singoli ordini, perché non ne verrà fuori. Se il politico non pensa a qual è il bene del cittadino, non riesce a prendere decisioni. Siccome il cittadino è la persona che ha è il vero dominus della politica, e bisogna tornare a questo punto qui, allora bisogna che il politico decida in funzione del cittadino. Dopodiché tutte le decisioni che ha preso saranno le più sagge di questo mondo. Certo, da un po' di tempo vedete alle mie spalle un'altra tabella, qui abbiamo intitolata Divise a confronto, e in pratica ci sono i vari paesi europei, noi siamo al primo posto, qui non sono compresi i vigili del fuoco, ovviamente polizia municipale, provinciale, però questi sono i numeri, siamo il paese che ha più agenti sul campo, 276.000, sono 453 agenti ogni 100.000 abitanti, la spesa in percentuale al prodotto interno lordo l'1,2%. Poi ci segue la Spagna, 249.000 agenti, e qui hanno più agenti ogni 100.000 abitanti, 508, e spendono anche di più, l'1,5% del PIL. La Germania, 243.000 sono gli agenti, 300 gli agenti ogni 100.000 abitanti, 0,7%. Sicuramente brilla la Gran Bretagna, 157.000 gli agenti, 259 agenti per 100.000 abitanti, e impegnano però l'1,3% del PIL. Meno agenti, evidentemente meglio pagati, chiaramente, giusto? E la Gran Bretagna ha un'ottima performance per quanto riguarda la sicurezza. Allora, questi sono alcuni, poi abbiamo una seconda pagina, qui vediamo anche gli altri paesi, comunque chiaramente poi facciamo riferimento che Germania, Francia e Gran Bretagna sono paesi che a livello di popolazione poi insomma poi abbiamo ancora Olanda, Svizzera e la Norvegia all'ultimo a 7.000 agenti con 159 agenti ogni 100.000 abitanti e lo 0,5% del PIL investito per la sicurezza. Sono numeri che fanno pensare comunque, tantissimi agenti, una spesa abbastanza elevata, però appunto ancora questa sensazione di insicurezza, perché se è vero che a dicembre sono stati pubblicati i dati relativi ai reati in Italia, li hanno resi noti le prefetture e risultano i reati in calo, è anche vero che però in questi conti non figurano alcuni reati minori che sono invece quelli più, tra virgolette, fastidiosi, di cui qua in studio siamo stati interessati, non dico tutti, però comunque parlando e chiacchierando, cioè che sono quelli dei furti predatori. Nel veneziano, io l'ho già detto, ne sono stato vittima, con me in casa, sono aumentati del 24%, che è una percentuale incredibile, no? Ecco, qui poi adesso vediamo anche chi comanda cosa, perché ogni corpo di questi nazionali dipende da un ministero diverso. Allora abbiamo il Ministero dell'Interno che ovviamente controlla la Polizia di Stato e il Ministero della Difesa e i Carabinieri. C'è da dire che i Carabinieri, quando sono in operativi come in azione antisommossa, dipendono anche loro dal Ministero dell'Interno. Poi abbiamo il Ministero dell'Economia che controlla la Guardia di Finanza, il Ministero della Giustizia, la Polizia Penitenziaria, il Ministero delle Politiche Agricole, il Corpo Forestale dello Stato. Conferma quello che dicevo prima, per evitare un colpo di Stato da parte dei militari. Ecco, allora questo tempi non sospetti. Cioè, allora questo però pone un punto interrogativo adesso. Se facciamo due corpi di polizia... Prego. Quel famoso colpo di Stato di cui parlavo precedentemente, tentato da un ex Presidente della Repubblica, così si dice, nasceva dal Corpo Forestale. Dello Stato. Sì. Dicevo, e ci furono il Corpo Forestale dello Stato che entrò addirittura nel Ministero degli Interni. Due corpi, se dovessimo avere due corpi di polizia, di cui magari uno militare,
in mano a pochi un grande potere. Volpin. No, non è un rischio. Sì, è un rischio, sì, è chiaro, è grande, però volevo fare un passo indietro. Prego. Che mi interessava anche. Mi interessavo a due concetti fondamentali. Uno fatto dal professore, che era quello il bene dei cittadini, e due a quello del mio collega Fausto, che penso che sarebbe opportuno proprio anche per cominciare a poter risparmiare quando si parla di una centrale operativa unica. Ad esempio, che effettivamente tanto ne parliamo, ma mai niente si fa, oppure se si fa ben poco, in effetti. E quando noi parliamo del bene dei cittadini, in effetti, mi viene in mente tantissime cose, proprio in questo periodo, ad esempio, no? Quando citavamo per esempio il fatto della riduzione di alcune specialità o di toglierle, giustamente. Se io penso, ad esempio, parlo della polizia postale perché forse mi tocca in questo momento in maniera molto forte. Parliamo degli attentati, per esempio quelli di Parigi, da dove sono partite le informazioni? Oggi tutto, è inutile che ce lo mettiamocelo in testa, tutto passa attraverso la rete. Non ci sono alternative, ma anche tra di noi quando ci comunichiamo, attraverso i messaggi, cioè tutto passa. Noi pensiamo WhatsApp, addirittura se internet parte, se no non parte. Non è il messaggino normale. Pertanto questo per capire che cosa. Qui andiamo a togliere. Lo stesso vale per il discorso delle frontiere, lo stesso vale per altre specialità come la ferroviaria e quant'altro. Però noi stiamo toccando una specialità che è nel territorio. Cosa vuol dire nel territorio? Noi siamo nel territorio, ad esempio, una specialità relativamente giovane, tra l'altro. Tra l'altro, sì, perché voglio dire, le cui competenza si sta ampliando, amplificando a dismisura ormai. Se noi ricordiamo all'inizio la specialità della polizia postale, all'inizio facevamo, se non ricordo male, le scorte ai blindati facevamo, se non ricordo male, esatto. E poi non c'era niente altro al di là di questo. Però quello che voglio ritornare a questo concetto qua. Avete una forma di dipendenza anche dalle poste? Sì, infatti questo è uno dei punti. Noi parliamo della spending review. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo risparmiare, noi dobbiamo trovare la maniera per fare contenti i cittadini che non devono spendere soldi, come è giusto che sia, e fare un servizio meraviglioso. Allora, per quanto riguarda questa specialità, come tante altre specialità, la ferroviaria e la stradale, noi siamo, al di là dello stipendio, che in tutti i casi ce lo devono dare, non ci sono problemi, noi siamo a carico delle poste italiane. Gli uffici ci vengono dati dalle poste italiane, le autovetture ce le danno le poste italiane, i telefoni ce le danno le poste italiane, le auto, carta, computer, qualsiasi cosa ci dà le poste italiane. Allora noi ci parliamo di spendere review su che cosa? Ma su che cosa? Allora io voglio fare un altro ragionamento ancora più forte. Parliamo di dati, perché abbiamo parlato perché poi quello che conta sono i dati, sono i fatti. La gente in questo momento, noi che abbiamo cambiato la sede da Largo Europa, siamo passati al CMP in via ricerca della scientifica, la gente... A Padova o a Padova? A Camino, per l'esattezza. La gente non sa dove siamo. La gente in questo momento siamo stati bersagliati, io lo stesso dalla questura, che ci chiamano in maniera, dico, ma dove siete? Perché non rispondete al telefono? Invece, no, stiamo in fase di preparazione e allora in questo caso c'è questa piccola, però io voglio dire una cosa, la Polizia Postale di Padova nel 2014 ha fatto più di 1100 fascicoli. Io mi sono portato i dati perché ve li volevo proprio snocciolare in effetti con noi anche. Però anche per quanto riguarda anche i reati, perché poi andiamo a vedere che cosa fa la polizia postale. Fa reati che sono quelli più peggiori, che è la pedopornografia, la pedofilia, il cyberbullismo, le truffe telematiche, quello che effettivamente, succede nei social network, che è importante. Quindi anche chi magari annuncia qualsiasi, perché i social network oggi come oggi è inutile che, cioè tutto passa anche delle informazioni, perché tantissime persone che vogliono fare determinati reati o cose, è facile mascherare attraverso una chat o attraverso Facebook, mandare i messaggini.
Cioè questa è la polizia postale e noi cosa andiamo in cerca di fare? A togliere una specialità di questo tipo nel territorio, proprio perché sono 80 sezioni in Italia nel territorio dove che sono a contatto con i cittadini, che i cittadini per qualsiasi cosa che nella stragrande maggioranza che vengono, che basta sentire la parola internet ti mandano dalla polizia postale, ed è un fatto, cioè è una realtà, e loro pensano di togliere risparmiando che cosa? Parlava di tagli, Fausto. Sì, ma allora andiamoci a vedere che tagli hanno fatto. Hanno fatto tagli lineari. Cioè togliendo qualsiasi cosa senza rendersi conto di che cosa andiamo a tagliare. Allora io dico qualcosa di più di Fausto. Io dico allora, se hanno bisogno di sapere dove andare a tagliare, veniamo noi a dire dove devono tagliare, vedete che noi troviamo dove tagliare, e tanto anche, e tanto, io lo posso garantire. Ti aiuto anche. Ma gli posso garantire che troverò, e gli posso garantire che troviamo tanto da tagliare che poi ci dicono basta, non tagliate più. Io posso garantire. Secondo me non è questo lo spirito della norma attuale. Come, Mary? Secondo me non è questo lo spirito della riforma che adesso il governo vuole mettere in campo, perché è chiaro che la spending review, così come viene definita, è stata un po' una mannaia negli ultimi anni, che è calata come una scure su tutti, no? Tagli lineari, l'hanno subiti gli enti locali in maniera molto pesante, è stato chiesto un sacrificio straordinario perché l'Italia era al limite della bancarotta, quindi non è che qualcuno poteva dire no, io no, so che tutti i ministeri sono stati chiamati a tagliare, poi all'interno del Viminale si è scelto di tagliare, come c'è scritto anche qui nel testo che hai riportato, il reparto sommozzatori di questo piuttosto che il reparto a cavallo dell'altro, eccetera. Quella sicuramente è stata una scelta gestita dal Ministero. Ora stiamo parlando di un disegno di legge contenuto all'interno della riforma di tutta la PA del DL Madia, che vuole invece andare verso una razionalizzazione proprio per poter dare un servizio migliore ai cittadini, visto che questa esigenza di sicurezza, come si diceva, non è solo percepita ma è anche sempre più una necessità. È chiaro che non si può andare, come riportano appunto le inchieste, a spendere 24 milioni di affitto delle sedi. Ecco, la razionalizzazione dovrebbe portare a questo, cioè il vero spirito, e concludo, della spending review non è tagliare, è rivedere, quindi rivedere, razionalizzare e di conseguenza ridurre, perché poi i cittadini comunque si chiedono anche, come anche nel caso delle province eccetera, subito all'inizio no, bisogna tagliare, è tutto uno spreco, poi si va a vedere cosa è uno spreco e cosa no, però di sicuro dei risparmi si devono ottenere. Ben venga se c'è la collaborazione diretta, ma il disegno è più organico. Scusa, un attimo, volevo fare intervenire anche il senatore Indirizzi, un attimo solo. Dopo. Posso, me la permette, senatore? Io volevo, non perché nulla di ideologico, concettuale, perché sono esule da ogni condizionamento politico, quindi lo faccio da operatore e da sindacalista di polizia. Quello che dice lei contravviene anche alla realtà, glielo dico io, perché le logiche che hanno portato oggi a voler fare tagli, io oggi ritorno da Vicenza e faccio l'esempio, oggi vengo da Vicenza e ho fatto una riunione dove vengo ad apprendere che le pattuglie della stradale della sezione di Vicenza e le 3 pattuglie della stradale di Schio hanno tanto di computerino a bordo, ok, che dovrebbe speso una marea di soldi perché era in via sperimentale, che serve per mettere il nome e cognome del viandante, no? E ti viene fuori i reati, vengono fuori i precedenti penali, tutto quello che i precedenti di polizia. Non che ne fosse una che funziona. Non che ne fosse una che funziona. Allora mi scusi, allora, come diceva lei, è meglio chiudere i sommozzatori e lasciare a banda musicale o reparto a cavallo e lasciare le pattuglie dell'autostradale e della stradale con strumenti costati esosissimi, perché panianti per la pubblizzazione e robe costa il quintuplo, hai capito? E non funzionanti. E questa è la sicurezza, la sicurezza dei cittadini. E dimostrare a cosa? Non solo dei cittadini, ma anche la nostra. Esattamente, perché firmate una persona, perché io non so chi va davanti. Esatto. Ma scusate, ma se fino adesso abbiamo parlato di governo zero, che cosa vi aspettate? Però in questa riforma io mi domando, ci sono 10.000 enti in Italia, ciascuno con il suo consiglio di amministrazione. Se andiamo a vedere, costano 300-400 miliardi all'anno o qualcosa del genere, io adesso non conti. Allora, scusa, toccare qualcuno di quegli enti là e risparmiare attraverso la spending review per trovare i soldi per la sicurezza? No,
no, i denti no, ma perché l'accorpamento... sono serbatoi di voti. E allora quando io dico che i signori devono fare uno scatto di dignità e devono andare a casa tutti, mi dispiace senatore, sa, ma tutti quanti i 900 e tanti che sono tra un Parlamento e l'altro, per me sono tutti complici, perché se avessero un po' di dignità, ok, direbbero noi non ci stiamo a questo giochino qua, prendiamo e ce ne andiamo, sono 50, sono 100, si dimettono, perché non ci stanno al giochino, e ora voglio vedere io se ci sono 100 persone che hanno la dignità e che si professano profondamente oneste e si dimettono, che cosa facciamo? Questo sarebbe il segreto. Guardi, ringrazio. Durante la deformazione della Costituzione, che per fortuna non è stata ancora compiuta, noi abbiamo lasciato l'Aula in segno di protesta. I messaggi trasversali è che gli abbiamo fatto un favore, ci siamo tolti di mezzo. Allora bisogna fare attenzione anche a questo tipo di gesti. Io vi ringrazio e vi chiedo però di rimettere la diapositiva che c'era prima, il confronto tra i diversi paesi, perché lì voi veramente mettete il dito sull'inganno dei numeri. Ci sono almeno 2 inganni. Non perpetuati da voi, ma che vengono Eurostat, fuori anzi dalla vostra diapositiva. Allora vediamo che sì, l'Italia ha un maggior numero di agenti, però ci sono paesi come Spagna, Gran Bretagna, che investono di più in sicurezza. Quindi noi dobbiamo dire, e l'avete già anticipato in parte, che ci sono agenti sottopagati e con strumenti tecnici e tecnologici insufficienti o addirittura non funzionanti, cioè manca la benzina per far funzionare un capitale che è al servizio dei cittadini. Quali sono state le logiche di questo governo? Ridurre invece per esempio gli investimenti sulle intercettazioni, laddove sappiamo che la corruzione ci costa 60 miliardi l'anno. Allora se spendessimo di più, forse noi avremmo dei risparmi superiori al costo della sicurezza. E poi un'altra cosa emerge qui, che sembra quasi che il problema siano gli agenti, come se gli agenti fossero dei mantenuti, e sono persone che rischiano la vita per garantire la sicurezza ai cittadini. Io ho letto oggi un articolo dove si parlava di agenti che si compravano la divisa perché non arrivavano nemmeno i ricambi e si vergognavano ad andare via stracciati. Allora questa è una cosa che va stabilita. Se la sicurezza, l'avete già in parte accennato, è un investimento o un costo? Io dico semplicemente che è un investimento, ed è uno degli investimenti maggiormente produttivi che noi possiamo avere oggi. E invece si va a tagliare dove? Sulla polizia postale, dove sappiamo che i delitti e i crimini in internet sono in aumento e sono un settore selvaggio, che vanno dalle frodi alle violenze private, eccetera. Si va a tagliare per esempio sulla polizia negli aeroporti o nelle stazioni, dove sappiamo che sono obiettivi sensibili per il terrorismo. E io voglio dire, non voglio come cittadino pensare a una sicurezza intesa come repressione, ma una sicurezza intesa come prevenzione. Quindi io se salgo in autobus, e salgo in autobus a Roma, poco per la verità, ma salgo in treno, sono stato recentemente sulla Trans Vesuviana, io vorrei non dovermi chiedere se lì tra quelle persone ci può essere un malintenzionato, un borseggiatore, un terrorista. Vorrei andarci con la sicurezza che ci sia un agente in borghese che presidia questi luoghi. Vorrei pensare che sono disposto a tirare fuori di tasca mia, e lo faccio già attraverso le tasse, qualche cosa. Ecco, se mi permette ancora due appunti. Cosa fa invece il governo? Si dice che allora, noi siamo dell'idea che invece le forze di polizia devono essere incentivate per numero e per dotazioni anche strumentali. Il governo che cosa fa? Dove si potrebbe risparmiare nell'evitare le sovrapposizioni, creare del coordinamento. Ha tagliato su 45 milioni di euro, no scusate,
in tutto il capitolo dei tagli, 52 milioni di euro sono sulla pianificazione e coordinamento di forze di polizia. Certo. Allora vuol dire che c'è un disegno intenzionale di andare a compromettere il coordinamento per dimostrare che poi la soluzione è l'accorpamento. E l'accorpamento a scalpito della specializzazione, come dicevo prima. C'è da dire che l'accorpamento porterebbe, dobbiamo dire anche che questi numeri, un 60% delle persone impiegate sono persone che restano in ufficio. Attenzione, c'è da fare anche una considerazione importante. L'attività di investigazione non è fatta, l'attività anche amministrativa, la raccolta di informazioni, non è fatta solo strada, c'è un'attività anche di intelligence che deve essere fatta in ufficio. E comunque non dimentichiamoci che per il caso della Polizia di Stato, alla Polizia di Stato ha anche delle funzioni, quali passaporti, permessi di soggiorno, le armi, le licenze, quindi è più che giustificato il fatto che c'è una percentuale. Gli hanno dato il governo, la legge, il Parlamento ha conferito alla Polizia di Stato in particolar modo delle competenze che sono quelle appunto di dare dei servizi ai cittadini. Certo, ci fermiamo un attimo che andiamo in pubblicità. Mi direte populista, ma i soldi per mantenere qualcuno negli alberghi di seconda e terza categoria, oppure negli ostelli, oppure a pagare le utenze per certi personaggi, i soldi ci sono evidentemente. Spending review. Io voglio solo dire una cosa, poi dopo dobbiamo andare in pubblicità, tanto dopo rientriamo. Sulla spending review, che cos'è che è più facile in questo momento tagliare per recuperare quei soldi? Togliamo quelle specialità della polizia postale nel territorio che è locale e togliamo quelle stazioni della Polfer o quant'altro, perché sono quelle più immediate, perché sono facili, perché quelle diciamo le cancelliamo come le criminal pole, le cancelliamo da sera mattina. Ma è un costo che si scarica sui cittadini. E abbiamo risparmiato il 4% a discapito del cittadino, che tanto parliamo per la difesa del cittadino. Dove sta la difesa del cittadino? Questo ci dobbiamo chiedere e continuerò a chiederlo in maniera contro la difesa. Perché io sono stanco, ma veramente stanco di sentire il cittadino che si lamenta in continuazione, perché noi il nostro dovere lo facciamo sempre, anche se siamo in queste condizioni lo facciamo con dignità e con onore, perché al di là di tutto noi la mattina ci alziamo, rischiamo la vita in qualsiasi momento, sempre. E lo facciamo, e poi vedete la cosa che mi fa arrabbiare, ritorno e la ripeto perché voglio che anche i telespettatori ci sentono, quel 4% che volevi togliere immediatamente sulla spending review il Ministero dell'Interno lo fa a discapito delle specialità, e questo personale altamente specializzato, che è specializzato perché il Ministero ha speso soldi per formarli, ha speso soldi per poterli insegnare, e dov'è che va a finire questo personale? Io glielo chiedo, io so dove va a finire questo personale. Dove va a finire? Va a finire nelle questure come tutti quanti gli altri messi là. Perché le belle chiacchiere che ci vengono a dire che mai li mettiamo in una cioè le mettiamo nelle squadrette. Le squadrette non vengono fatte, non ci saranno mai, verranno impegnate lì a capo del questore perché giustamente il questore le comanda. Certo. Allora, ci fermiamo un attimo, dobbiamo andare in pubblicità. Ha dichiarato guerra al cittadino, non diciamo. Fabrizio, scusa, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. TV7 Match, a tra poco.